Il problema dei giovani credo sia uno dei problemi chiave insieme a quello della famiglia. Allora si è accennato al termine baby gang e via dicendo. Allora, come faccio sempre, distinguo la criminalità, usiamo questo termine grosso, dal disagio giovanile. Chiaro che la criminalità va affrontata dalla questura dei carabinieri, dai servizi di ordine pubblico. Quello che può centrare un comune riguarda il disagio, quindi tra virgolette può essere lo sfascio della famiglia dove questo ragazzo vive, e un'insufficienza, chiamiamola insufficienza, un insuccesso scolastico e via dicendo. Ecco che questi ragazzi tante volte trovano sfogo nel trovarsi insieme. Va affrontato dai servizi sociali che li ha il comune, ce li ha l'ULSS, c'è il volontariato con i loro servizi tipo consultori, così c'è anche la diocesi stessa che è un consultorio a livello del centro famiglia. Ecco, vanno affrontati. Alcune cose le può affrontare anche il sindaco. Quello che succedeva negli anni passati nel comune dove ho fatto il sindaco, per carità, se erano adulti erano problemi da affrontare con loro, ma se erano minori, che il problema è più grave è questo, che siano i minori interessati, chiamavo i genitori. Io non so quanti sindaci abbiano avuto il coraggio di chiamare i genitori, perché mi ricordo benissimo, era un impatto tremendo, cioè il genitore, come sempre, anche a livello di scuole e via dicendo, difende sempre il ragazzo, mentre in tempi antichi era un attimino più diverso, ma il genitore stesso collaborava col sindaco, col parroco, con le figure del paese per risolvere il problema del ragazzo. Adesso invece sembra che nessuno voglia risolverlo e nessuno voglia farsi carico.